Cosa abbiamo in frigo? Qualcosa da buttare? In frigo non si butta mai niente, fino a quando poi non si arriva proprio al momento di buttare le cose. È normale. Però abbiamo non stanno i cosarelli. Vediamo un po'. 2 uova, si sta. 2 patate, si sta. Allora, ieri sera ho messo le cotolette nelle uova. Vi raccomando di metterle più tempo possibile le cotolette nelle uova, perché logicamente speziate, no? Con sale e pepe, perché oggi poi hanno un gusto esagerato. Però qua che cosa abbiamo di contorno? Non so che cosa fare. Allora abbiamo un po' di Emmental, un po' di formaggio di capra, pecorino, scamorza, speck, pezzettino, prosciutto cotto, delle uova e delle patate. Quindi con facciamo 2 crocchè con la cotoletta. Abbiamo mangiato anche oggi. Adesso vi faccio vedere. Sportiamo le patate, mettiamo tutti gli ingredienti dentro, ma alla fine quando formiamo il crocchè mettiamo la provola. Ok, voilà. Allora questo è straordinario, usatelo, è il coso per fare i muscoli là, il test med è fantastico, poi facciamo il video. Allora quindi adesso cosa facciamo? Tagliamo a pezzettini tutte queste cose qua secche, quindi formaggio di capra, Emmental, un po' di prosciutto cotto, un po' di specco, facciamo tutto quanto a pezzettini. Voilà, questo è tutto il macinato di quello che, in fin dei conti, se non si fa questo servizio si dovrebbe buttare. Adesso con lo schiacciapatate schiacciamo le patate qua dentro. Voilà, non ho messo. Allora voi potete aggiungere anche un po' di burro, un po' di latte e tutta questa roba qua. Fate un piccolo gatto di patate, magari aggiungete anche la provola, logicamente un uovo. In questo caso noi aggiungeremo anche qui un uovo, però comunque si potrebbe fare anche un gatto di patate volendo, però siccome fa troppo caldo sinceramente non ho voglia, e poi comunque ho voglia proprio di crocchè. Quindi andiamo ad aggiungere adesso un uovo, tutto il composto lo andiamo ad aggiungere proprio adesso, vedete? Tutta la roba che è rimasta, e quindi poi ne compriamo di nuova, è ovvio. Allora quindi possiamo aggiungere anche un po' di romano, la provola la mettiamo alla fine quando formiamo la nostra palla praticamente. Aggiungiamolo tutto, più roba ci mette più ben gustoso a finale. Poi ci aggiungiamo un po' di basilico, perché ho notato quando si fanno i crocchè aggiungere il basilico è la fine del mondo. Quindi andiamo ad aggiungere un uovo e creiamo i nostri crocchè. Voilà, un po' di sale, un po' di pepe, non esagerate con il sale perché è già tutto salata sta roba, no? Il prosciutto, i formaggi sono già salati. E un uovo. Abbiamo aggiunto anche il basilico. Per chi non l'ha mai fatti, credetemi, aggiungere o il prezzemolo e il basilico, quello che voi avete a disposizione, vi garantisco che è un qualcosa di completamente differente, è buonissimo. Quindi adesso mischiamo il tutto e creiamo i nostri crocchè. Voilà. Allora ragazzi, non vi faccio vedere il procedimento perché mi devo spoccare le mani. Allora, si prende la pasta, si mette al centro la provola, non so quanti crocchè riuscirò a fare, poi si massaggia per creare la forma del crocchè, un po' di farina nell'uovo,
nel pan grattato e nel piatto pronti per farli friggere. Quindi procedimento molto semplice. Quindi palla di crocchè, mettiamo all'interno la provola, farina, uovo, pan grattato, fritto. Voilà, adesso sistemiamo un po' con 2 patate, ragazzi. 2, vedete? 2 patate. Ho preso le più grandi. 2 patate, tanti crocchè, con tutta quella roba che dovevamo buttare. Allora, olio caldo e quindi friggiamo. Ragazzi, quello che io voglio dire e che voglio far capire con questi video, io non sono uno chef e non mi ritengo uno chef e non lo so fare e da dire la verità gli chef mi fanno anche un po' pena perché fare lo chef è una cosa veramente difficile in quelle cucine, specialmente quando fa caldo con tutti i fornelli, i forni accesi. Non è una passeggiata. E poi anche il fatto di tenere conto delle persone, è una cosa che non è venuta cucinata bene, quindi è un mestiere completamente difficile. Però con questi video io vi voglio solo dire che a tutti quanti noi, e specialmente i ragazzi che hanno deciso di andarsene da casa o che purtroppo si sono trovati in situazioni quindi da soli e quindi magari non so hanno perso i genitori, la famiglia, quante cose che capitano che sono tragiche. E quindi a tutte queste persone io dedico i video perché nella vita non si sa mai quello che arriva e ci sono dei momenti in cui vi sembra che la responsabilità arrivate a un certo punto che la responsabilità è diretta, non avete da quando eravate irresponsabili, nel senso che questo fa parte della gioventù ovviamente, quindi che non lo so, che tornate a casa, la magliettina preparata e stirata dalla mamma, non lo so, il mangiare già bello e pronto a tavola, quindi sono tutte cose che comunque noi abbiamo passato e che hanno fatto i nostri genitori, però si arriva a un certo punto della vita che questo svanisce all'improvviso o per la mancanza dei genitori oppure svanisce perché magari voi avete pensato di andarvene di casa e credetemi, vi capiteranno dei momenti in cui siete disperati economicamente, questo capita praticamente a tutti e quindi vi dovete arrangiare. Questi video servono solo per farvi capire che nella vita bisogna sempre saper arrangiarsi, quindi non prendete questo video come se fosse il video di Paolo Orlando fa vedere come si fanno i crocchè, me ne frega un cazzo perché questi sono dei crocchè fatti con tutto quello che avevamo in cucina. Quindi modo che per riutilizzare i prodotti, in fin dei conti questo è semplicemente un modo per riutilizzare praticamente i prodotti. Quindi questi video sono proprio principalmente per questi ragazzi che si trovano per qualche motivazione soli e quindi non abbattetevi mai e la vita continua, forza e coraggio. E quindi i crocchè l'abbiamo messi a friggere, un po' di carta assorbente, andiamo a mettere un po' di sale, un po' di pepe e pensiamo alla frittura dei crocchè. Guardate quanti ne sono, sono 9 crocchè. A più tardi. A più tardi, va. Voilà, ce ne manca uno ovviamente. Ragazzi, i crocchè sono pronti, li facciamo stare un po' così per l'olio, però comunque già non c'è più perché abbiamo fatto una doppia impanatura, quindi
i croquet non è che assorbono dentro. Quindi adesso andiamo a pulire tutto e facciamo le cotolette. Allora, per quanto riguarda le cotolette, un piccolo segreto: se le mettete nell'uovo il giorno prima, che poi avete pensato magari di farle il giorno dopo, vi assicuro al 100%, però l'uovo ovviamente con un po' di formaggio, sale, pepe, eccetera, vi assicuro al 100% che è un qualcosa di straordinario, che la carne assorbe completamente tutto l'uovo e fuori esce un capolavoro. Infatti io ce l'ho da ieri sera. Ieri pomeriggio ho fatto una scaloppina al limone, il resto l'ho messo nell'uovo e quindi dopo pensiamo ad impanarle, eccetera. Adesso pulisco il tutto. Ragazzi, ciao ciao a tutti, è inutile che vi faccio vedere la cotoletta. Fatto piacere fare questo video con voi. Se volete iscrivetevi al canale, se non volete non me ne frega un beato cazzo. Ciao ciao a tutti, maiali e capre. Ah, volevo dire l'ultima cosa, che è una cosa che è molto importante. Io le vaschette queste qui le lavo, ma non le butto, vedete? Le lavo tutte, non le butto. Perché? Perché le utilizzo per miscelare pitture, resine, quindi hanno un utilizzo senza buttarle direttamente nel cestino. Quindi potete riutilizzarle all'infinito per miscelare pitture e tante altre cose. Le lavate e quindi le mettete a posto. Ciao ciao!